con Geoffrey. Bozzetto, Geoffrey, guarda, pallina tremolata, Bozzetto ancora, cerca il triangolo ma trova pronta buone punte locali. Ernest cerca di seguire Zanini ma non riesce, fasi un po' confuse in difesa da parte del Seregno, ma comunque riescono a liberare. Recupera palla il Montecchio, Pozzo attende che i suoi compagni si mettono a posto. Ernest Cicchini salva pallina, Zanini ha il suo bel da fare, riesce comunque a conservare la pallina. Garzaro salva ancora Zanini che riesce da terra a tirare in porta, ma il suo tiro non è insidioso. Geoffrey, pallina persa da Geoffrey, recupera il Montecchio, prova Pozzo, tenta un tunnel, però si lamenta al viso, speriamo di no, non dovrebbe essere niente di grave. Aveva tentato di entrare in mezzo alle difese avversarie, però fortunatamente per lui è in pista. Intanto la difesa del Montecchio non si accorge che il Bozzetto era libero, però fortunatamente Sanson si è trovato pronto. Nel frattempo è uscito Tremolare ed è entrato Giordano. Garzaro tenta l'alza e schiaccia, ma viene stoppato. Bozzetto c'è tentato il suo passaggio filtrato, Cinquini sulla palla, fallo Seregno, 2-1. Partita importantissima questa per la classifica. Il Seregno è ultimo in classifica a 5 punti, il Montecchio è appena sopra a braccetto con il Correggio a 8 punti, quindi è partita veramente, dove i punti sono pesantissimi quando mancano 7 giornate al termine della stagione. Cinquini palla, aspetta Garzaro, passaggio filtrato per Zanini, probabilmente accettato da Alberio che tenta a suo tempo stavolta non si schiaccia, per l'arbitro tutto regolare. Zanini sulla destra, aspetta un po' passaggio a Cinquini, però niente di fatto. Cinquini, Garzaro entra al posto di Zanini della Valle, non è che in settimana ha lavorato poco per via di un risentimento muscolare. Garzaro, passaggio centrale e non raccolto da alcuno. Geoffrey sulla palla. Bozzetto, Giordano, Bozzetto, Giordano, Bozzetto, bella l'intuizione, poi arriva in ritardo Giordano, Geoffrey. Alberio difende palla, Giordano, Bozzetto, recupera palla Cinquini su Della Valle che non tira e cerca il passaggio centrale, ma Pozzo non segue l'iniziativa. Seregno, Geoffrey, figlio d'arte, ricordiamo, papà è stato un straniero argentino che ha giocato in Italia negli anni 90. Della Valle al tiro, parato dall'avversario, fallo all'angolo,
per non gioco e time out chiamato dall'allenatore Zanfi del Montecchio. Ricordiamo il risultato 1-0 per il Montecchio quando mancano 13 minuti alla fine del primo tempo. Riprende il gioco, è entrato in pista per il Seregno anche il veterano Farina. Praticamente allenatore della squadra. Farina, Giordano, Giordano, Bozzetto, ed è entrato anche il numero 7 Malagoli. Montecchio invece resta con i soliti, con Pozzo, Della Valle, Cinquini e Garzaro. Passaggio centrale di Pozzo su Cinquini. Pozzo, Garzaro, Della Valle, Garzaro, Della Valle, Garzaro, Garzaro, Ernest, Cinquini, Della Valle, va il tiro, non trova la deviazione di nessun compagno. Malagoli sulla palla, il tiro accompagnato che trova appunto Sanson. Farina, Malagoli, Giordano, Malagoli, scambio con Bozzetto, recupera palla Pozzo, scivola sulla sinistra, tiro, asta di Pozzo, prende Garzaro, prende Pozzo, bel cambio. È bellissima azione di Pozzo che libera Garzaro, che da 2 passi folgora Pettenuzzo. 2-0 Montecchio, rete di Garzaro, ma bellissima azione corale del Montecchio in questo frangente, quando siamo a 11:34 dalla fine del primo tempo. 2-0 Montecchio. Bozzetto, tiro di Bozzetto, Malagoli non riesce ad andare al tiro, Garzaro, Della Valle, e poi Della Valle tira ma senza guardare bene. Garzaro tenta da dietro porta, Pettenuzzo riesce a metterci il pattino. Bozzetto, uno dei più attivi dei suoi. Pozzo, Garzaro ferma il gioco, attende il piazzamento dei suoi e poi scarica dietro Dalla Valle. Cinquini, Garzaro, Pozzo, si lamenta Garzaro, non sappiamo cosa sia successo, si mette la mano al volto.
non siamo riusciti a capire cosa sia successo, ma sembra niente di grave. Sì, Gazzaro, vabbè, niente di grave, Gazzaro rimane in pista, quindi si prende palla a 2, stesso Gazzaro sulla pallina, sulla destra, prende velocità, poi scarica su Della Valle, Cinquini, non trova spazio, Della Valle, su Pozzo non riesce a trovare spazio, prova Della Valle, tiro alto, Gazzaro sulla pallina, Cinquini su Gazzaro, tiene palla, prova il tiro ma a favore, buona guardia di difesa del Saregno. Farina, Malagoli, non ha un controllo felicissimo, comunque conserva la pallina, Bozzetto sulla destra, serve via centrale Giordano che riesce comunque a fare il tiro che Sanson tocca il casco, Giordano, Bozzetto. Giordano, Farina, tocco di Malagoli sotto porta, fortunatamente fuori misura, Cinquini, Gazzaro, Cinquini, Gazzaro, Della Valle, Gazzaro, dietro porta, lavora per dietro porta, poi alla fine la difesa avversaria è la meglio, ma la Goli riesce a tirare, nel senso ti mette la pezza, sempre il Saregno in possesso palla, Farina ancora, Farina sul Bozzetto, va il tiro Bozzetto, incrocio di palle di Bozzetto, Gazzaro, palla su Pozzo e niente di fatto, time out. Time out Saregno, quando mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, 2-0 per i locali. Risultati, vediamo i risultati delle altre piste. Mentre nella giornata di ieri si è giocato a Scandiano, dove il Roller Bassano ha vinto 6-4, a Modena invece parità 3-3 tra la prima e la seconda, tra Modena e Breganze. Il Trissino torna a vincere 6-3 in casa nel derby con il Tiene e appunto basta. Mentre in A1 si è giocato anche 2 gare di A1, dove Montebello ha perso in casa 5-2 con il Grosseto e il Follonica pure ha perso in casa 6-4 con il Bassano 54. Riprende la partita, Montecchio sempre in pista, per il Montecchio entra Tommaso Graziani, al posto di Gazzaro. Voli, Demolava, Farina e Giordano, la squadra del Saregno. Voli,
tiro di Malagoli alto sopra la traversa e prende il Montecchio. Tremolada, si schiaccia e viene bloccato da Pozzo e si prende anche un blu, un warning, buona Tremolada. Prende il Montecchio, Graziani, Cinquini, Della Valle, recupera palla Tremolada, si recupera Cinquini, 5 secondi, quindi riprende il Saregno. Malagoli, passaggio centrale, non raccolto da nessuno dei suoi compagni. Cinquini e Giordano si scontrano ma niente di fatto. Tiro di Malagoli, Sanson c'è. Farina, Giordano, Tremolada, tiro fuori di Giordano. Pozzo, via fallo Saregno, Giordano su Della Valle, 4 falli a 1 del Saregno, Della Valle. Filtrati Della Valle su Cinquini che non aggancia, Graziani, Della Valle, Cinquini, Pozzo, Della Valle, tiro Della Valle, Petenuzzo non ha problemi, Della Valle, veramente era un fallo che l'arbitro non ravvisa tale. Time out. Time out del Montecchio. 5 minuti iniziati alla fine del primo tempo. Partita comunque non vivacissima, è stata tranquilla, portieri non tanto impensieriti. Comunque il Montecchio è in vantaggio 2-0 in virtù di una giocata personale di Cinquini da retroporta e una bella azione corale, quella sì, finalizzata da Gazzaro. Per il Saregno ritorna in campo Gioffre, quindi Gioffre, Giordano, Farina, il quartetto e Alberio, mentre per il Montecchio con la pista Zanini Della Valle, Cinquini e Graziani il passaggio ma non riesce a proseguire. Tremolada tenta la giocata, non riesce. Gioffre, Farina, Giordano, dietro per Gioffre, ancora Giordano, va il tiro, Graziani, Zanini recupera palla,
dribbli su Graziani. Graziani passaggio centrale a Dalla Valle che tira, ma Pettenuso ci mette le punte del piede. Dalla Valle, scusate, Zanini sulla sinistra su Cinquini. Dalla Valle, Zanini, in centro su Dalla Valle, Ramolana, Cinquini, controlla il piazzamento, non si fida, poi all'indietro per Tanzanini, Dalla Valle, Cinquini, Zanini, Graziani, scambio con Zanini che poi ripassa la palla ma viene deviata da un avversario. Graziani entra in mezzo a due, tiene palla, Zanini, in mezzo, viene recuperata palla da Geoffrey. Giordano voleva seguire Tremolada ma riesce Ernest a metterci la stecca. Se passava sarebbe stato veramente tutto formale il tiro. Sanson c'è su questo tiro di Tremolada insidioso. Dalla Valle, lancia Cinquini, rimbalzo della pallina, Cinquini non riesce a passare, Cinquini ancora in possesso di pallina, torna indietro, Graziani, Dalla Valle, Zanini, Cinquini, Zanini, riescono per un attimo Zanini a prendere la palla però non riesce a concludere. Nicolo Saregno, giunti alla fine del primo tempo. Dalla Valle si distende, guarda il piazzamento, conserva pallina, serve il centro Zanini che però Geoffrey ci arriva prima. Sempre lui, due palla però è Montecchio. Cinquini tenta di andare via ma la pallina viene fermata dai piedi di Giordano allarga su Geoffrey tenta di accettare dal tiro, fallo Zanini, anche se comunque Geoffrey era riuscito ad andare al tiro. 4-2 falli in squadra. Sulla pallina Giordano, sulla pallina Geoffrey, contro il tiro nello schema Farina, ma Tremolada non riesce a averla meglio. Raddoppio del Montecchio che riesce a far mettere in difficoltà Saregno e conquista la palla. Zanini, Graziani, Dalla Valle, tiro Dalla Valle e palo esterno della Valle. Geoffrey, Farina, Graziani mantiene palla, tenta il passaggio filtrante ma non ci riesce. Giordano riesce Sanson a parare, occasionissima per il Saregno dove Farina tira praticamente, aveva uno spazio ma tira addosso il portiere. Occasionissima sul finire del primo tempo per il Saregno che poteva accorciare la distanza. 39 secondi, si riprenderà dall'angolo basso a destra,
Della Valle e Remolava sulla pallina. Giordano. Remolava, dietro, Giordano, Farina. Spazio a Gioffre, più va il tiro e Tremolava devia la pallina che prova fuori. 8 secondi alla fine della Valle. Finisce il primo tempo 2-0 per il Montecchio Precalcino, reti di Cinquini e Garzaro, fare di squadra 4-2. Dagli altri campi ero a Correggio. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona.
Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain people, the people who take care of their health, by supporting them with our innovative solutions. The people who make this possible, by endorsing their needs inside and outside the workplace. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it.
Dai locali, in virtù delle reti di Cinquini di Grazzano nel primo tempo. Palla da Montecchio, Zanini, Piella, Zanini, rientro sulla palla, non recupera. Palla Saregno, Cinquini, palla Saregno, Farina, Bozzetto, Bozzetto, Tremolada, Bozzetto ancora, c'è che far passare per e segna Tremolada. Azione un po' confusa dopo che Sansone aveva fatto due interventi eccezionali. Cinquini, Zanini, fallo di squadra del Saregno. Zanini, Zanini, Pozzo, fallo Montecchio, riprende Saregno, Alberio, guarda su Bozzetto, ancora palla Montecchio, Zanini, Zanini su Pozzo si libera, non riesce ad andare al tiro. E Alberio, azione occasionissima per il Saregno e contropiede del Montecchio con Cinquini. Cinquini cerca spazio in area, Cinquini con la sua palla, non trova spazio, Pozzo un po' più ucciso, Zanini cerca di entrare nei centrali, trova spazio per tiro e l'arbitro fischia fallo, Montecchio non dà la regola del vantaggio e quindi nulla di fatto, si riprende con 6 falli e 2 del fuori del Saregno e praticamente rete non si può neanche parlare di rete comunque validata, insomma. Pozzo, Cinquini e Zanini, Zanini sulla palla, Cinquini, adesso il tiro viene deviato alto del Saregno. Cinquini ferma l'avversario. Ora Cinquini, Zanini. Zanini. Cerca il passaggio su Tella ma non trova nessuno all'appuntamento. Pozzo. Cinquini, qua il tiro fuori di misura, riprende Zanini, ancora su Cinquini dietro porta, c'è lo spazio per il tiro, lo fa però viene stoppato da Alberio, ancora Cinquini sulla pallina, Tiella allarga su Pozzo,
Zanini. Riprende la palla il Montecchio. Varie confuse, proteste da parte del Saregno. Per un fallo non visto. Se riprenderà palla, qua ha bloccato il gioco, non so, dovrebbe essere palla a 2 in teoria. Prende la palla il Saregno, il Beria, Farina, Bozzetto, c'è che sono solitario, non riesce a entrare nella difesa avversaria. Zanini, Chiella, aspetta il tiro, Petenusso c'è, Cinquini, Zanini, Chiella, Zanini, Chiella, passaggio centrale su Zanini, Pozzo, Cinquini, Cinquini sulla destra, aspetta, spazio dal tiro, e deve tornare l'avversario. Si prende con pallina per il Montecchio. 1 e mezzo, 8 secondi, 1 e mezzo. Zanini, palla in mezzo, Zanini riprende Zanini, che con una mano li stirare, però Petenusso c'è. Bella conclusione di capitano Zanini. Bozzetto, palla Saregno, Farina, Bozzetto, recupera palla il Montecchio, Cinquini, sul posto, palla fuori, Cinquini, Chiella, Zanini, Cinquini, Chiella, Cinquini, recupera Zanini, para sul tiro del Berio. Ecco, Zanini difende bene la pallina, Pozzo tende, i compagni si mettono in ordine. Cinquini tenta l'entrata, non ci riesce, passaggio indietro, fuori misura, riprende Tiella, si riprende dall'angolo, prende l'angolo basso, Alberio sulla pallina, Alberio e Bozzetto, Alberio ancora, Tiella, Bozzetto, Tremolava, tenta un tiro Giuffre e fallo di non gioco da parte del Montecchio. Time out Montecchio dato da Zanfi. Tanto il Correggio è pervenuto il pareggio 1-1 con il Novara.
mentre qua a Montecchio siamo 2-1 per il Montecchio. Il Seregno ha accorciato le distanze con Tremolada. Per Montecchio entra Garzaro e Dalia Valle, escono Tiella e Zanini. Quando mancano 18 minuti alla fine del primo tempo. Il Seregno invece mantiene in pista Bozzetto, Alberio, Tremolada e Farina e il portiere Pettenuso. Bozzetto, occasione per il Seregno, riprende il Montecchio. Garzaro offre pallina a Cinquini che non si vede perché è girato, va il tiro ma Farina c'è. Tremolada libera su Bozzetto, Bozzetto sulla fascia destra, tenta nel centrale, Sanson anticipa tutti, Garzaro quindi contropiede, Cinquini si fa stoppare la palla, ruba la pallina Alberio, si lamentano gli avversari per un fallo subito in area, l'arbitro dice tutto regolare. Adesso c'è una protesta di Tremolada ed era già ammolito, no, non era, è stato l'altro Tremolada che aveva preso il warning per il 17, Tremolada Liga. Pozzo per il Montecchio, allarga su Della Vallas, passaggio centrale, non arriva nessuno dei suoi, riprende ancora Della Valle indietro per Pozzo, Garzaro, Pozzo, Della Valle, su Cinquini però troppo largo, l'invito riprende comunque Cinquini, Pozzo, libera benissimo Ernest, che tenta ma gli scappa la pallina, non riesce, doveva alzarla ma non riesce, gli sfugge. Occasionissima anche per il Montecchio, comunque palla adesso al Seregno, Tremolada, Farina. Farina per vie centrali, allarga il gioco però il suo compagno non si vede. Cinquini serve Garzaro che non riesce a domare la pallina, Della Valle ancora, Pozzo, Cinquini, Della Valle, Pozzo, Della Valle, Pozzo, Cinquini, Garzaro. Adesso schiaccia, però la pallina è fuori misura. Della comunque è riuscito a concludere. Bozzetto non riesce a far filtrare la pallina e recupera la palla Cinquini. Cinquini, Pozzo, Garzaro, Della Valle, tiro di Della Valle che Pettenuso vede all'ultimo ma riesce comunque a essere sul pezzo. Alberio cerca di entrare, fallo Montecchio, Alberio su Bozzetto, Bozzetto cresciuto nelle Breganze, primo anno Seregno, Farina invece scuola Modena, giocatore che ha avuto esperienze anche in A1, giocatore di esperienza. Garzaro,
passaggio per Cicchini che però viene intercettato dagli avversari. Alberio gioca a 3, Tremolada, tiro fuori misura, Alberio dietro porta. Bozzetto va al tiro, viene ribattuto da Gazzaro, che si prende la pallina, si vola, non riesce, vuole concludere ma non è chiuso dagli avversari. Tremolada, partita un po' più vivace in questa seconda frazione, chiaramente la posta in palio come già detto è importante per entrambe le compagini. Tiro di Tremolada alto, riprende il Montecchio dalla valle sulla destra, va per via centrali, va al tiro, viene ribattuto dall'avversario, difende la palla Alberio, Farina, no, Tremolada scusa. Tremolada cerca di far passare la pallina ma non ci riesce, dalla valle difende caparbiamente la pallina, poi recupera però Farina, tiro di Tremolada, pallina all'angolo, Tremolada, Alberio, Pozzo interviene benissimo, allarga su Gazzaro, la pallina su Cicchini e Cicchini segna la sua seconda rete, 3-1 per il Montecchio. Bella azione di una ripartenza del Montecchio. Due passaggi e in porta. 12 minuti e 36 alla fine della partita, siamo circa a metà del secondo tempo, quindi è ancora lunga la situazione. Nel frattempo delle altre piste il Novara sta vincendo 2-1, è ritornato a Correggio, è ritornato in vantaggio. Entra Malagoli per il Seregno al posto di Bozzetto. Bozzetto uno dei migliori dei suoi. Tremolada, finta il tiro per via centrali, Farina va al tiro però pallina viene deviata, si rimette con pallina per il Seregno. Tremolada, Giordano, tiro ribattuto dalla valle, Giordano, Malagoli per le centrali, va il tiro, viene ribattuto dalla valle ancora, Gazzaro. Passaggio come fotocopia di quello primo, questa volta però questo siamo sul palo da parte di Pozzo. Occasionissimo ancora per il Montecchio, poteva essere stato il risultato, una rete pesante. Tremolada va il tiro, riprende palla il Montecchio, Gazzaro sulla sinistra, va il tiro, fa il tempo a Giordano intervenire, quello di fatto riprende Malagoli sono sul taria, tiro accompagnato, leggermente sulla sinistra, Gazzaro sulla sinistra, tenta di entrare, non ci riesce. Fallo Seregno, 7-3. Gazzaro sulla pallina, chiama a distanza, Gazzaro dalle valle, 5 dietro porta, chiama lo schema,
alla fine scarica dietro, Pozzo, Carzaro difende palla, non riesce a prendere velocità, allora passa la palla al compagno della Valle, Pozzo è bloccato, passaggio a Malagoli che tira e scheggia il palo sulla destra di Sansò. Azione bella anche questa del Saregno, e quindi alla fine tira in porta, però era troppo defilato, tremolava, Sansò c'è, protesta la panchina del Montecchio per un fallo, ma l'arbitro dice tutto regolare. Pozzo, Cinquini, adesso il Saregno non cambia atteggiamento, Zaro dietro porta, aspetta l'appostamento dei suoi compagni, alla fine passa dietro con la Valle, Pozzo che si gira, tira, non viene stoppato da Tremolava sempre sulla pallina, passaggio su Giordano che poi tenta di servire la corrente Farina, ma la pallina viene fermata, dice probabilmente di pattino l'arbitro, e quindi è fallo per ne prende il Saregno, pallina che Malagoli tira di prima, è un tiro insidiosissimo, fortunatamente c'è Pozzo nella Valle, Carzaro, Cinquini, Carzaro, di passare ma non si riesce, entra Pozzo, adesso vede un tiro che è tenuto, para molto bene, Tremolava va il tiro ma fuori completamente, no, sì, Giordano scusate, ma completamente fuori misura. Riprende palla al Montecchio, Cinquini non riesce a far passare la pallina dalla Valle, Cinquini, tiro, Bozzetto no, che nel frattempo è rientrato, serve Giordano ma viene disturbato al momento del tiro, prende velocità, qua il tiro, Carzaro c'è e Sansò c'è, Cinquini dalla Valle, qua il tiro, ancora dalla Valle che serve Carzaro che però viene fregata la pallina, viene fischiato fallo al Montecchio quando mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, time out chiamato dagli ospiti, 3-1 risultato. Non c'è, dietro la porta, troppo tiro in lui, ok? Dai raga, prima parte, cambia palla. E quando ha preso poi là, il palo e gli ha fatto come fosse portiere, il palo, quindi è zero. Se le prende il palo il portiere si atterra una volta, se c'è il palo e va bene la difesa si atterra due.
riprendono i giochi. Esce Grazzaro per il Montecchio. Ed entra, mi sembra, Zanini, capitano Zanini, mentre il Seregno mi sembra che mantenga la stessa formazione. Capitano Zanini, Cinquini disturbato da Giordano. Ottavo fallo per il Seregno. Pozzo sulla palla, dietro porta, non riesce a concludere. Malagoli cerca di servire Bozzetto, che però poi non riesce. Zanini sulla pallina da solo, punto l'avversario, non riesce a concludere. Ancora pallina sulla pallina. Palla Montecchio. 7 minuti 05 alla fine della partita. Cinquini sulla palla, tiro di Cinquini fuori misurato. Zanini, Della Valle, Pozzo, Deliste, Della Valle, Zanini, Pozzo, sulla palla Malagoli, serve il suo compagno Farina, per le centrali. Cerca un tiro accompagnato ma non arriva in porta. Sinistra di Della Valle, da sinistra salutato per il tiro, serve Pozzo che conclude, ma poi tenuto c'è. Poi ancora del Pozzo tunnel ma non riesce a riprendere la pallina. Malagoli tira, ma il pallina è sopra la traversa. Riprende il Montecchio 6-0-8 alla fine della partita. Vantaggio Montecchio 3-1. Pozzo, Zanini, Dalla Valle, pallina sprecata, questa da parte del Montecchio. Riprende il Seregno. Bozzetto prende velocità, cerca di entrare, però il tiro finisce addosso a Sanson. Palla recuperata sempre dal Seregno. Bozzetto, Giordano ancora su Bozzetto, si alza la testa, vede Farina il tiro. Dalla Valle per poco non inganna il suo portiere. Comunque Sanson c'è. Adesso time out per il Montecchio. Il Montecchio chiamato da mister Zanfi. 5 minuti e 29 secondi alla fine della partita. 3-1 il risultato finale. Per quanto riguarda i falli di squadra siamo 8-4 per il Seregno. Riprendono i giochi, pallina a 2, angolo basso sull'area del Montecchio, pallina che si è fermata sulle rete. Ancora fallo, si prende ancora gioco a 2. Della Valle, fallo Seregno. 9 falli per il Montecchio, per il Seregno, a favore del Montecchio. Cinquini,
Quindi prova il tiro, troppo alato, è entrato l'altro Tremolada, Bozzetto, finta il tiro, cerca di trovare spazio, difende pallina, dietro porta, serve Farina ma Zanini fa buona guardia, Zanini va, serve dalle valle, dietro porta, gira e poi scarica, Zanini va per il centro, poi vuole fare una giocata delle sue ma non ci riesce, quindi della valle al tiro, si riprende dal centro, prima ha toccato il soffitto, 4 minuti e 25 al termine. Posso cerca di frenare, non ci riesce, prima recupera il segno con Alberio, però arriva bene Pozzo, bella valle, fa un tiro che però è troppo alto. Bozzetto sa che servire il compagno ma probabilmente è troppo forte il passaggio. Pozzo c'è la pallina, lascia spazio a Zanini e tira alto. Occasionissima anche questa, però non sfruttata dal Montecchio. Poi Bozzetto serve Tremolada che non aggancia al volo, riprende Cinquini. Cinquini osserva i suoi compagni, Zanini, Pozzo, dalla valle, Pozzo, dalla valle, tira, subito dalla valle ma comunque c'è. Parata di Sanson. Blu a Zanini, blu a Zanini, l'avete visto un blu a Zanini e blu anche ad Alberio. Blu a entrambi i giocatori. Questa è la panchina avversaria. Blu insieme, quindi possono entrare un giocatore per parte. Per Montecchio entra Garzaro e per il segno entra l'altro Tremolada. 3 minuti e 03 alla fine della partita. L'arbitro, dopo una serie di spiegazioni, la panchina avversaria riprende il gioco. Si riprende col gioco a 2. Gazzaro via centrali.
ferma, lascia spazio indietro. Gazzaro dalla Valle, va il tiro della Valle, fuori misura, e prende la palla Seregno. Serve al centro, Pozzetto, però la palla Montecchio per una guardia. Gazzaro cerca di nuovi centrali, risolve tutto dalla Valle che recupera la pallina. Cinquini, nuovo al centro, Gazzaro, con la pallina su Gazzaro, serve dalla Valle, e Sanson riesce a parare miracolosamente su Tremolada, buonissima per il Seregno. Pozzo, questo è il pallino, riesce probabilmente a salvarla, bravo Pozzo. Vai, quello fuori adesso! Poi a parte, evidentemente Tremolada che va al tiro diretto, ma Carlo c'è, Carlo se non c'è, che viene Cinquini, recupera la pallina, decimo fallo del Seregno e punizione di prima. Quando manca 1 minuto e 13 secondi alla fine della partita. Dai, Pete! Cinquini contro Pettenuzzi. Tiro diretto, richiamo al portiere Pettenuzzi perché si è mosso in anticipo. Quindi si ripete. Tiro ancora di Cinquini, parato da Pettenuzzo, dalla Valle, viene soffiata la pallina, Cinquini, manca 1 minuto alla fine della partita, recupera palla il Seregno, Tremolada e Sanson c'è, tiro insidioso di Tremolada, Bozzetto, va a tiro Bozzetto fuori misura. Riprende la palla a Seregno, 44 secondi alla fine della partita. Serve al centro Farina, libera Montecchio, riprende Cinquini, serve dalla Valle, che tentenne non serve Gazzaro, che era libero davanti al portiere. Fallo Montecchio dalla Valle. E blu a Tremolada, Marco, fallo inutile a 24 secondi alla fine della partita sul dischetto Gazzaro. Non tira e non riesce a concludere
passaggio indietro, Cinquini, poco, serve Rosale, quindi riesce a stoppare. Finisce vittoria Montecchio 3-1, vittoria importante per la classifica. Il collegio nel frattempo sta pareggiando 2-2. Vittoria importante, come dicevo. Il Seregno rimane ultimo a 5 punti. Il Correggio per ora sta pareggiando, comunque è a 8 punti e il Montecchio sale a 11 punti. Si mette a 6 punti dall'ultimo posto della classifica, 6 giornate del termine. Partita non bellissima, comunque vittoria meritata direi per la squadra locale, che ha comunque mostrato una certa compattezza. Alla prossima, buona serata a tutti.